Verona. Allora, ritorniamo qua insieme, vediamo un attimo un piccolo contributo, perché di fatto purtroppo in molte parti invece è un business quello degli immigrati, un vero e proprio business, e questo è un dato di fatto. Vediamo insieme il contributo. Nessuno mai ha controllato effettivamente quanti migranti vi fossero all'interno della struttura. Le cooperative eroganti i propri servizi incassavano di fatto dei soldi che non erano dovuti. Soldi non dovuti incassati dalle cooperative che gestiscono il CARA di Mineo per l'accoglienza di migranti virtuali, migranti inesistenti dei quali sarebbe stata attestata falsamente la presenza. L'ultimo scandalo che coinvolge il centro rifugiati più grande d'Europa vede 6 nuovi indagati, sono i dirigenti delle cooperative romane, travolte anche dallo scandalo Mafia Capitale, che avrebbero trasformato la grande piattaforma di accoglienza catanese in un bancomat. Che è una vergogna, si organizzano soltanto per raggiungere un obiettivo. L'inchiesta è stata condotta dal procuratore capo di Caltagirone Giuseppe Verzera. Vengono corrisposti 35 euro per ogni giorno per ogni migrante. Se noi facciamo il calcolo di quante migliaia di migranti sono transitati e quanti di essi sono risultati presenti mentre in realtà erano assenti, siamo riusciti a calcolare una somma complessiva che supera il 1 milione di euro. 1 milione di euro incassato truffando il Ministero dell'Interno, lo stesso ente che ogni anno spende per il CARA di Mineo 30 milioni di euro. Nessuno degli indagati presenti all'interno della struttura ha accettato di rilasciare dichiarazioni. Su un fenomeno come quello della migrazione vengono sostanzialmente sottratti allo Stato somme ingenti di denaro che non si capisce che fine fanno, noi stiamo indagando in questo senso. E purtroppo di tante altre cooperative si parla, anche nella nostra zona, non vogliamo fare... Sì. Certo, però su questa cosa qui ritorno a bomba, cioè questa gente qui va arrestata e messa via. Il problema vero è che il CARA di Mineo è così dal 2011, quando è stato aperto e c'era il ministro dell'Interno Maroni. Il vero problema è che quando c'è una cooperativa sociale che gestisce male un ospizio, tratta male gli ospiti o gestisce male un asilo nido, non è che ce la si prende con i bambini o si mettono i vecchi in mezzo alla strada, con le cooperative. Giusto? Allora si prende la cooperativa, perché per costituire una cooperativa sociale chiaro, si prende la basta andare in Camera via di Commercio e farsi assegnare una partita IVA, avere 9 soci e sei a posto. Allora questa gente qua va messa via perché sono dei delinquenti, punto. Non è che si può colpire il servizio, colpire l'utente. Lo stesso quando io vedo quelle robe su Facebook che sono vomitevoli, dove ci sono degli immigrati che giustamente si incavolano perché gli danno da mangiare schifezze, no? E qualcuno dice, ecco questi. No, fanno bene, glielo devono mettere in testa a quei cooperatori che li trattano come delle bestie. Io sono andato a Pedemonte, in Valdastico, a parlare con questi immigrati in quest'estate. Dalla parte dei cooperatori disonesti o degli immigrati, mentre voi ve la pigliate sia con le cooperative disoneste che con i migranti. Scegliete almeno. No, io ci parlo con loro, sai, ci vado in giro nelle strutture, ci ho parlato con questi migranti nell'Alta Valdastico. E sai cosa ci hanno detto quest'estate quando siamo andati lì? La prima cosa, sono 40 in un paesino di 150 anime, la struttura delle suore, una congrega di suore di Tiene, e sono lasciati là in balia a se stessi, non c'è nessuno. Valli del Pasubio per caso? No, Valli del Pasubio, quella è un'altra cosa. Anche quella, anche quella, San Pietro in Valdastico. Ce ne sono tante, un po' troppe però. Quando ci hanno visto lì, noi ci siamo presentati così, anonimi, voglio dire, non è che ci siamo qualificati. Hanno visto delle persone, sono scesi in strada e lì c'era il confine tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico, per dire, quindi c'è un cipo, ci siamo trovati lì a chiacchierare. Questi ragazzi sono la prima cosa quando gli abbiamo chiesto ma come state voi qua, in questo luogo, no? Parlavamo in agosto, quindi si sta ancora bene, adesso fa un freddo boia, quindi tra un po' secondo me romperanno le scatole. Si sta male perché mangiamo pasta e riso tutti i giorni, beviamo acqua da rubinetto e non c'è wifi. Allora ormai non se ne può più. Io posso capire i ragazzi da 20 anni, perché se metti lì 40 napoletani piuttosto che veronesi o vicentini, dopo un po' delle crisi accadono, è normale che succedano, no? Perché con ragazzi di 20 anni.
Non c'è la differenza. Questi qua sono ragazzi che per questo prima dicevo milantatori, si qualificano appena salgono nelle navi militari come rifugiati politici, come richiedenti asilo, chiedono asilo, refugio, asilo, dicono bene, se tu sei un rifugiato, se tu sei un richiedente asilo, accetti di mangiare acqua, di bere acqua tutti i giorni, di mangiare pasta e riso tutti i giorni, perché il tetto ce l'hai, perché la vestiga ce l'hai, vivi in una zona di montagna, tra l'altro vuol dire turistica, che ci sono delle persone che pagano per andare in queste zone e non rompi le scatole, punto. Questo bisogna avere il coraggio anche di dire, non solamente difendere l'accoglienza quelle cooperative che mettano in tanta malora della gente. Certo, tu Minetti stop, perché ha parlato Follini, perché ha parlato troppo, parla continuamente Follini. I sindaci cercano di essere pragmatici, credo, perché sono tutti ragionamenti giusti, corretti, leciti, punti di vista diversi, ci stanno in politica, poi, insomma, ci stanno assolutamente. Però poi c'è il problema del sindaco di Cona che quando va a casa stasera il problema continua ad averlo e non ci sono soluzioni dietro l'angolo che facciano calare la tensione o le preoccupazioni del sindaco di Cona. E il sentiment delle persone, voglio dire questo, quello che le persone ormai percepiscono. Il sindaco rappresenta sempre una comunità, il malessere del sindaco è il malessere della propria comunità, non vi è dubbio su questo. I percorsi SPRAR fino all'altro giorno non davano garanzie di nulla. Questo era uno dei temi, riguardavano tra l'altro le persone già con il riconoscimento dello status in tasca, altro problema, ma anche quelle persone non mettevano, fra virgolette, passatemi il termine, in garanzia l'ente pubblico, il comune, il territorio, che in quel territorio non sarebbero arrivate delle altre persone. Aver messo un punto fisso su questo, l'ANCI ha lavorato per queste cose in maniera importante a Roma, devo dire, dà una prima risposta, almeno contingenta una parte del problema. Insomma, è un'ulteriore attenzione, io direi, rispetto al problema generale. Ma non è l'unica cosa che bisogna fare. Dicevo, le commissioni che valutano la condizione effettiva, quindi il riconoscimento o meno dello status di rifugiato, ancorché aumentate nel corso degli ultimi anni, non danno ancora una risposta sufficiente dal punto di vista della tempistica al riconoscimento o meno di questo status, e questo lascia aperta, oltre a una condizione di limbo che porta i tempi davvero ad allungarsi a dismisura per la definizione di questa condizione, porta anche a non avere la possibilità per queste persone che decidono e chiedono di andare altrove, cioè anche fuori dall'Italia. L'altro dei problemi che non ho ancora sentito qui oggi è che c'è anche chi non vuole rimanere qua. E che però altrove non riesce ad andare perché ci sono dei problemi. Esatto, uno dei problemi è questo, non avere il riconoscimento. E allora forse anche su questo tema la risposta da parte del governo dovrebbe essere ancora più incisiva del Ministero degli Interni in questo caso e il Ministero della Giustizia. E anche su questo l'ANCI... Qualcuno diceva che viene fatto apposta il mancato riconoscimento perché poi quando arrivano in frontiera, perché se sono riconosciuti tornano qua, altrimenti... quindi sembra qualcuno maligne in questo senso. No, per amor di cielo. Possono essercene un milione, io sto alle cose, no? E questo è comunque un percorso che va fatto, ritardarlo non ha senso, se non acuire le situazioni nei territori. Poi se il problema alla frontiera verrà affrontato alla frontiera, però il problema oggi l'abbiamo diffuso, invece che l'accoglienza diffusa abbiamo il problema diffuso. Ecco. Quindi credo che alcuni passi, ancorché non con la forza che noi vorremmo, perché insomma dovrebbero essere risposte molto più celere che forse porterebbero a stemperare anche una serie di problemi nei territori, si cominciano a dare. E mi piacerebbe anche tornare al perché di questa migrazione, perché diceva bene il sindaco, prima è una questione che parte dal Centrafrica, ma nel Centrafrica cosa abbiamo combinato noi europei? Perché noi oggi vediamo la parte terminale di un problema che è nato probabilmente tanti anni fa e con gestioni magari ancora oggi, insomma, i petrolieri in Nigeria siamo noi, non è che siano altri. Allora forse ci dimentichiamo o vogliamo dimenticarci anche di ciò che abbiamo combinato noi europei. Oggi forse c'è la conseguenza di scelte di allora e di scelte che vengono perpetrate anche adesso. Questo con sano pragmatismo. No, lo so, io guardi, cerco molto di mettermi, siccome si parla di cittadini, si parla appunto di questi stranieri che arrivano qui, sono poi persone di cui non sanno niente, che non hanno mai partecipato a quello che è avvenuto in Africa da parte di pochi che hanno gestito interessi economici mostruosi, che sono fautori di disagi incredibili. Il cittadino vive il disagio di non riuscire
a reggere un certo tipo di convivenza, pur stiamo parlando del Veneto, il Veneto è accogliente, molto più che non altre zone d'Italia, per natura è accogliente, però inizia a diventare non più accogliente perché non si riesce, sono due lingue diverse, sono due situazioni diverse. Queste persone che arrivano non riescono ad integrarsi nel territorio perché non trovano lavoro, non trovano occupazione, se la trovassero penso che si troverebbero essi stessi bene, ma non ce n'è per tutti, e siamo di fronte a due muri che vengono così lasciati in balia a se stessi, perché la situazione emblematica di Cona, secondo me, come Bagnoli o altri, è eclatante. Oppure per addosso il primo rock di Abano, cioè si volevano portare centinaia di persone, perché è inutile dire 50 oggi, 200 domani, senza conoscere la situazione solo perché non c'è un sindaco, c'è un prefetto e quindi si faceva breccia, e un comune termale, primi comuni d'Europa termali per turismo, si affossava miseramente. Ma come si fa a ragionare in questi termini? Non è che i cittadini siano, diciamo così... Mi scusi. Però oppure a Caorle. Che se non c'è un sindaco si fa, e dunque i sindaci decidono che ci fosse o non ci fosse il sindaco, sarebbe stata la stessa cosa. No, ma dico, lei ha detto un sindaco che ha minor peso perché ha minor abitanti, lì secondo me perché comunque non c'era un'amministrazione comunale, perché sennò avrebbero fatto in qualche modo... Io le posso dire come è nata l'idea, ma io mi prendo anche delle responsabilità. Quando in ufficio, scusate se intervengo così a gamba tesa, nel salottino di Alfano ci hanno chiesto a noi dove mettere i profughi, e noi che dobbiamo difenderci abbiamo detto, e questo non credo che sia la soluzione, ma a quel punto lì i miei due colleghi che erano con me, il sindaco di Agni e Bagnoli, hanno cominciato a mettere i ditini sulla carta geografica, dicendo Vigo d'Arzare, dicendo Abano, dicendo questo. Perché si voleva fare questo? Non per condannare nessuno, ma per dire non è questo il modo di affrontare l'accoglienza e dopo l'integrazione. Se volete farlo, conoscete meglio il territorio, cioè cosa volevamo fare? Tirarli fuori da quel paravento che si danno di buonismo che in realtà nasconde assolutamente l'incapacità. E perché oggi gli incapaci non vengono allontanati? Mi permetta, perché a livello politico qui rispondiamo a livello di amministratori. Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che fino all'altro giorno di migranti non ne ha parlato, ne parla oggi perché chiedendo due cose in Europa spera di ottenerne una, e quell'una è l'indebitamento ulteriore dei giovani italiani attraverso la flessibilità. Non ne frega niente dell'altro capitolo. Da nostra parte abbiamo invece qui nel governo il ministro Angelino Alfano, che è di fatto incapace di risolvere la situazione, che non può essere allontanato perché l'NCD sostiene il governo. Questo è il problema. Se non allontaniamo gli incapaci dai problemi complessi, non troveremo mai la soluzione. Quindi di nuovo la politica. Pubblicità, poi do la parola al sindaco Piero Bon e anche a Ferro che devono ancora dire la loro. Pubblicità.